perché non, chiedimi Massimo, perché non lavoro in Italia? Perché non lavori in Italia, Christian? Grazie per la domanda, Massimo. C'è molta poca curiosità da parte delle produzioni, cioè, vi faccio un esempio, si tende a non rispondere alle mail, mentre io mi trovo all'estero che quando invio una mail c'è sempre non solo la gentilezza, ma la curiosità, che è una cosa fondamentale nel nostro mestiere. Io tutti i lavori più importanti che ho fatto, li ho fatti perché c'è stato dall'altra parte del terminale un regista o un produttore o un delegato di produzione che è stato curioso e ha detto: ah, ma questa cosa è interessante, vediamo di rispondere. Buonasera a tutti e benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco, benvenuti. Oggi puntata scoppiettante con Christian Sensini, un compositore che tra l'altro ho avuto il piacere di premiare col premio Colonne Sonore tanti anni fa, nel 2014, dato dai lettori della mia rivista, per una sua composizione per un film lettone, Rocks in My Pockets. Ma comunque parleremo approfonditamente anche di questo. Peraltro sia compositore, ma anche, mi sembra che ci tiene molto, è didatta, ecco, Sì, nel senso crede molto nell'insegnamento, con un grande senso dell'etica professionale. Mi è proprio piaciuta questa intervista, caro Massimo. Con lui affronteremo anche delle tematiche professionali, insomma, piuttosto dei nodi piuttosto problematici che in questo momento ci sono nell'ambito dell'attività compositiva, dal diritto d'autore a tante altre cose, le piattaforme digitali. Insomma, bando alle ciance, Massimo, gli direi di andarci a sentire questa bella intervista con Christian Sensini. Buonasera a tutti, rieccoci qui, ciao Massimo. Allora, come già abbondantemente narrato nella nostra introduzione, introduciamo il nostro ospite, eccolo qui, ciao Christian. Ciao a tutti. Ciao Christian, benvenuto. Ciao. Grazie. Benvenuto tra noi. Allora, Christian, dunque, come dicevo prima, insomma, Massimo ha già tracciato una tua biografia, filmografia di tutti i lavori che tu hai fatto. Allora, in questa nostra chiacchierata, però, noi, se conosci come funzioniamo, noi non iniziamo dalla musica, diciamo così, attuale. Facciamo 2, 3, 4, 5, 10 passi indietro. E quindi la prima domanda che ti facciamo è quella che facciamo a tutti i compositori: ti sei avvicinato alla musica perché in famiglia ci sono musicisti, artisti, o è stata una tua, come posso dire, ispirazione personale? E soprattutto, quale musica ascoltavi da ragazzo? Allora, in famiglia direttamente non ci sono musicisti. Mio nonno era un fisarmonicista. Tra l'altro ho in studio la sua fisarmonica, che è una soprani del 1933, una cosa del genere, uno strumento preziosissimo. E in questo, permettimi di dirlo, tradisci le tue origini, perché tu vivi, diciamolo, dove vivi, in una zona dove la fisarmonica, come dire, è molto più che uno strumento. Esatto, cioè vivo nelle Marche, quindi la fisarmonica è uno status. Nel mio paesino dove abito, il mio nonno era il musicista, insomma, c'erano pochissimi. Anzi, mi racconta mio papà, io perché non l'ho poi conosciuto mio nonno, quindi in realtà non ho avuto modo di far travasare questa passione per la musica. Ma lui andava a suonare ai matrimoni e tornava con la custodia della fisarmonica, che era piena di polli, di cose da mangiare, e mangiavano per un mese. Poi addirittura fu emigrato per lavorare in Germania, e lì, come secondo lavoro, lavorava per gli U-Boot. Lui costruiva sommergibili, e dopo la giornata di lavoro tirava fuori la fisarmonica e lo stesso faceva come secondo lavoro, insomma, un po' come tutti i musicisti tuttora, è cambiato in realtà. Non ci sono i sommergibili, ma comunque uguale. No, più che altro. Mio papà poi non ha suonato, non ha avuto modo di suonare, ma è sempre stato un amante della musica.
per vicende della vita non ho avuto modo di imparare a suonare uno strumento, però mi ha sempre detto se ci fosse una medicina oggi che richiedesse di farsi delle punture negli occhi, questo ti dà la dote di poter saper suonare, io le farei immediatamente senza nessun problema. Quindi papà vedi. poi ecco, ha spinto per farmi studiare pianoforte. Io andai dall'insegnante più vicina che avevo quando avevo 6 anni, insomma, all'incirca quell'età. Papà, preso dell'entusiasmo, scusate, mi comprò un pianoforte a mezza coda, un baby grand. Io dopo un mesetto di lezioni di solfeggio mollai tutto totalmente. Fortunatamente avevamo questo però piano bellissimo, che tra l'altro ho ancora in studio, fatto restaurare in casa, e quindi poi sbattendoci praticamente tutti i giorni contro, ho ripreso a studiare da solo e poi ho iniziato a studiare, diciamo, in maniera più seria. Però ecco, se non avessi avuto il piano, che è uno strumento molto ingombrante, perché è un piano in casa, lo sa. Sì. La stanza dove c'è il pianoforte diventa la stanza del pianoforte. Se non avessi avuto quel pianoforte, insomma, probabilmente non avrei ripreso, non avrei rimesso mani allo strumento, sicuramente. E quale musica ascoltavi in quel periodo da Dunque, ragazzino? io sono nato nel 76, quindi Che giovane. La musica che si sentiva per radio, tutta e molta. Papà è sempre stato molto appassionato di soul, rhythm and blues, quindi James Brown, e poi successivamente tutti i vari Blues Brothers. Il Blues Brothers è il film mio e di mio papà, insomma. Quindi riascoltato a profusione, sigle dei cartoni animati a non finire. Tuttora ho i vinili che ascoltavo all'epoca, quindi noi siamo una generazione che è cresciuta con i cartoni animati, ma è cresciuta comunque con le orchestre, quindi i vari Vince Tempera, i vari Cavalieri del Re, insomma, Nico Fidenco, Detto Mariano, insomma, i grandissimi, quindi bellissime produzioni. Io ho tuttora in mente quel suono di quelle batterie, di quel basso, quindi quel misto di orchestra e in parte funky, quel tipo di musica lì l'ho consumata. Anzi, io fino a qualche anno fa avevo una cover band che suonava le sigle dei cartoni animati. I cartoni animati, dai. È stata una cosa ci chiamavamo, perché adesso non suoniamo per vari motivi, ma ci chiamavamo le Trote no Cuori, ispirate da Sanpei. E è una cosa fighissima, perché poi io, in quanto tastierista, mi occupavo di tutte le orchestrazioni, i suoni di synth, l'assolo di Gigo Robot d'acciaio, insomma, bellissimo, di cose fantastiche. E il primo disco però che ho acquistato di mia volontà, lo ricordo sempre, un giorno dissi: papà, andiamo a comprare un disco, chiaramente un disco vinile. Siamo andati in un negozio di musica e ho acquistato un best of rock and roll, quindi un meglio di vari Twist Again, Elvis e vari. E all'epoca passava il trailer in continuazione del Segreto del Sahara, però ero rimasto incantato dal tema principale del Segreto del Sahara. E io non sapevo né chi fosse né cosa facesse questo signor Morricone, però è il secondo vinile che ho comprato quei due. Quindi, il Sacro e il Profano hai comprato in quell'occasione. Sacro e Profano, capito? Bello. E tuttora rimane il mio punto di riferimento. Io quando ascolto musica classica o rock, classic rock, soprattutto degli anni 70, ma anche rock and roll, il rhythm and blues, insomma, è un misto di generi che è rimasto tuttora. Classica, quali sono gli autori di riferimento? Tardo 800, diciamo tutto l'800, tutta la musica romantica. Spesso mi rifugio in Bach o in Mozart o nelle sinfonie di Beethoven, perché trovo rassicuranti.
da tanti punti di vista, ma per il resto Stravinsky, Debussy, Dvorak, tutti i romantici, soprattutto che hanno i piedi ben piantati nelle proprie tradizioni insomma popolari, perché Stravinsky. Senti Christian, la domanda, come si dice qualcuno, sorge spontanea. Alla musica per cinema o per immagini, come ti sei avvicinato? È stata una scelta ponderata oppure è stata un'occasione che ti è capitata? Guarda, è stato un misto di tante cose. Avendo vissuto l'infanzia negli anni 80, sono uno che ha passato molte ore davanti allo schermo grande. Io lo racconto ai ragazzini, ma sembra che sono un bisnonno, perché è una cosa incredibile. Però uno pagava il biglietto all'epoca, poi vedere lo spettacolo 1, 2 o 3 volte, oppure entrava a metà film, poi vedeva la seconda metà, poi vedeva la prima metà, faceva il montaggio analogico dentro il suo cervello per cercare di ricostruire. Non so se a voi capitava, a me capitava. Caspita. E con ET? Con ET è successo più di una volta. Ma poi io posso dirti che da ragazzo lavoravo in un cinema, quindi io me lo vedevo gioco forza 4 spettacoli 4 proprio. E capitava anche che i cinema erano talmente pieni che io ricordo una volta andai a vedere, era penso John Lui di Celentano, che è un film, ricordiamolo, che ebbe un budget superiore di 10 volte quello di Ritorno al futuro, uscito lo stesso anno, ma il John Lui ebbe un budget, e ricordo che c'era scritta fuori il cartello solo posti in piedi. Pensate, al cinema solo posti in piedi. Uno andava e si metteva in piedi sulle scale e sperava che qualcuno andasse via a un certo punto, perché aveva già visto quella parte del film, quindi poi le sedie si scambiavano, cioè succedeva questa cosa misteriosa. Quindi io all'epoca andavo sempre, cioè papà mi portava spessissimo, poi papà aveva un Betamax, quindi registrava molto, quindi abbiamo veramente, grazie a papà, ho divorato tanto cinema, quindi ho assorbito tantissime colonne sonore e tantissimo linguaggio cinematografico, questo sì. Poi in realtà io non volevo fare il musicista, non avevo questa intenzione, questa ambizione, volevo fare Indiana Jones. Mi sono iscritto a beni culturali perché volevo fare l'archeologo. Dopo un anno di studio di archeologia mi sono reso conto che quello che si poteva fare in Italia era più che altro fare il topo di biblioteca per le sovrintendenze. Che non era esattamente come Indiana Jones. Non era esattamente come Indiana Jones, io volevo fare proprio addirittura l'egittologo, quindi ho crollato quel sogno, quindi mi sono detto, se devo morire di fame facendo l'archeologo, voglio morire di fame facendo il musicista, che nel frattempo ho continuato a fare. Di questo ne parleremo dopo, infatti. Della questione proprio dei problemi professionali. No, problemi professionali. Mi sono iscritto al DAMS a Bologna, che all'epoca si diceva è la scuola dei drogati. Si dice, poi c'è il DAMS che è la scuola dei drogati. In realtà è stata un'università fondamentale, perché mi ha dato una formazione in tutti i generi musicali, dal punto di vista non molto pratico della composizione, no, ma dal punto di vista dell'analisi è stata fondamentale per capire tanti generi musicali, dal Novecento al jazz, alla musica medievale, a tutte le avanguardie, e ho avuto modo di studiare la musica popolare. Io ho avuto la fortuna di studiare con Leidy, che è stato uno dei più grandi etnomusicologi che abbiamo avuto in Italia, e successivamente ho iniziato a studiare jazz. Mentre facevo il jazzista, tra virgolette, molti mi dicevano, ma sai che quello che scrivi sarebbe adatto a una colonna sonora, perché mentre suonavi quella cosa mi veniva in mente questa immagine, e questa è stata sempre una caratteristica di quello che l'intenzione con la musica di descrivere, di raccontare delle storie, delle immagini, di rielaborare delle esperienze anche letterarie che magari avevo vissuto. Insomma, ho avuto sempre il desiderio di restituire tramite il linguaggio, ecco, della composizione, il linguaggio musicale, delle esperienze culturali che vivevo, e mi è capitato di conseguenza poi di
di fare dei piccoli lavori per degli amici e ci ho preso gusto, insomma, ho visto che in realtà era quella la dimensione del mio esprimersi, del mio esprimermi a livello musicale, perché poi il jazz in realtà mi lasciava un po' indifferente dal punto di vista che è diventata molto accademia negli ultimi anni, diciamo dagli fine anni 80 e anni 90 in poi, e poco racconto. Invece la parte interessante della musica jazz è appunto il raccontarsi e il raccontare attraverso la musica. Adesso è diventata una musica invece molto più muscolare, ecco. A gara chi è più veloce, a chi fa più note, chi secondi, chi è più virtuoso. Io non sono stato mai un virtuoso, non mi è nemmeno mai interessata come virtù, insomma, ecco, appunto. E quindi mi sono dedicato sempre più alla composizione e ne ho tratto oltretutto soddisfazioni sempre maggiori. No, peraltro quello che stai dicendo a proposito della componente narrativa all'interno della composizione, no? Cioè questo piacere di raccontare attraverso la musica è una cosa che vedo che ricorre spessissimo tra i compositori di musica applicata. C'è questa esigenza proprio che non tutti i musicisti hanno, come dicevi tu giustamente nell'ambito jazzistico si è persa, ma in fondo lo frequento anch'io quel mondo. Sin dagli anni 70 non è che c'è mai stata, almeno in Italia, così forte quella componente lì, è arrivata un po' dopo, quindi secondo me è importante questo specifico, questo tuo interesse, e sono d'accordo con te, il dance allarga proprio gli orizzonti mentali. Io a tutti coloro che studiano composizione al conservatorio direi andate anche a avere quel tipo di background culturale lì, perché è quello che apre il cervello. Ma poi io ho avuto modo di poi incontrare anche insegnanti di, ad esempio, sceneggiatura, fotografia, esatto. regia, quindi io ho seguito anche corsi di regia, e per un compositore, e lo dico ai giovani compositori adesso, spero che ci sia qualcuno in ascolto, potete scrivere la musica migliore del mondo, ma se non avete poi una cultura cinematografica e non sapete interfacciarvi con i registi, parlerete sempre dei linguaggi completamente diversi, quindi lavorerete poco. È più importante sapere cos'è un campo lungo, cos'è un piano sequenza, più che saper scrivere una fuga. Quindi per chi fa composizione e vuole lavorare per il cinema, deve mettere un piede nel linguaggio cinematografico ancor più di quello musicale, sicuramente. Ok, Massimo, ormai è caldo, siamo entrati nella filmografia, quindi vai. Via. Anzi, tra l'altro, Christian è iniziato nel 2009, si è entrato a pie pari nel cinema indipendente stracult horror. In Italia forse conoscono poco, ma all'estero è straconosciuto, che è Domiziano Cristofaro. Lui scrive già pensando alla musica e lui adora il fatto di avere giovani autori, giovani talenti che hanno un grande spettro compositivo, sanno anche avere un orecchio al passato ma anche uno al presente. Dimmi un pochino com'è lavorare in questo genere di cinema che viene chiamato slasher, gore. Allora, è divertentissimo, perché, innanzitutto io sono sempre stato appassionato di film gore. Io ero uno di quelli che quando facevo le scuole medie acquistava la rivista Splatter. Non so se quanti di noi la ricordo, è stata ripubblicata di recente, qualche anno fa, sì. 80-90 uscivano una marea di film horror di qualità varia. Ero particolarmente appassionato della saga di Nightmare on Elm Street, ma anche tutto il film anche d'autore. Ricordo di aver visto Cannibal Holocaust in seconda media, i vari Venerdì 13, ma senza considerare poi tutti quei film che erano horror / comici, chiamiamoli così, i vari Gremlins e tutti gli spin-off. Lavorare con Domiziano è complicato e gratificante, perché Domiziano è il regista, senza nulla togliere a tutte le persone con le quali ho lavorato, ma è il regista
che alla cultura non solo musicale cinematografica, ma musicale in generale, il regista con la cultura più vasta che io abbia mai conosciuto, insomma, quindi è difficile anche in alcuni casi accontentarlo, perché ha una marea di riferimenti. Poi in quel film aveva utilizzato anche una temp track dove c'era anche molto Bernard Herrmann, quindi era complicato. Quindi è venuto fuori un disco dove c'è un po' di Herrmann, un po' di Frizzi, poi c'è un po' di jazz degli anni 70, c'è davvero un po' di tutto, però ho avuto grandissima libertà. Solo ricordo su un cue particolare, che dopo averlo fatto 2 o 3 volte ho detto: guarda Domiziano, io questo non riesco a farlo. Infatti quel cue in quel film è stato fatto da Cimini, poi in realtà, quindi tutta la colonna sonora del film è la mia, tranne che quella particolare scena, perché proprio non riuscivamo a incontrarci, insomma. Allora, in quel caso è consigliatissimo, non è sbagliato alzare le mani, non tanto in segno di resa, ma in segno di dire: forse ci vuole una voce diversa per quella cosa, se non si riesce a accontentare il regista, perché ricordiamolo, fare il nostro lavoro vuol dire mettersi totalmente a servizio delle esigenze del regista, che è il responsabile ultimo della pellicola, insomma. Infatti, senti, ti volevo dire, io ho avuto il piacere, quando ancora era un attimo in auge il premio colonne sonore, di premiarti nel 2014 per la colonna sonora per il film drammatico d'animazione Rocks in My Pockets, pellicola di produzione lituana, diretta animata anche da questa regista newyorkese, che però di origine lettone, che è Signe Baumane, giusto? Signe Baumane, sì. Signe Baumane, ok. Che tanto tu hai proprio una predilezione per le produzioni indipendenti, se vogliamo così chiamarle, che comunque poi sono produzioni che vanno in tutto il mondo, magari di difficile reperibilità qui nel nostro paese. Sì, io preferisco le produzioni indipendenti per diversi motivi. Innanzitutto ho più libertà espressiva, ho modo di essere originale, ho modo di esprimermi e di far ascoltare la mia voce, insomma, quello sicuramente. E poi perché ho un rapporto molto diretto con il regista o la regista o il produttore, e i produttori sono meno, insomma. Questo avviene nei film indipendenti, chiaramente gioco forza, c'è meno budget, quindi ci sono meno maestranze anche nella post-produzione. Quindi il mio punto di riferimento poi sono 1 o 2 persone. Io riesco a lavorare meglio perché posso confrontarmi con meno persone e posso spiegargli a 4 occhi meglio quali sono le mie intenzioni. Quando hai invece delle produzioni più grandi, devi gioco forza andare a spiegare 1000 cose a 1000 persone diverse, e è più difficile far passare dei messaggi o delle idee, o soprattutto esprimersi in maniera creativa. Questo è chiaro. Ecco, in questo senso, appunto, passando da un eccesso all'altro, come ti sei trovato lavorando con una serie quale Provaci ancora prof, dove immagino invece lì le dinamiche siano di tutt'altro tipo? Non lo nascondo, perché lo dico, l'ho detto già penso in diverse interviste. È stata una cosa complicatissima quella serie, per questo motivo c'erano più registi poi, no? C'era un regista bravissimo, Oldovini, che tanto saluto, che è veramente molto in gamba e mi ha accolto in maniera anche molto paterna e ha difeso anche molte mie scelte. Il problema è che per una serie televisiva del genere non c'era una catena decisionale ben precisa, cioè io mi sono trovato a scrivere tantissima musica senza che poi ci fosse qualcuno di preciso che dicesse: questo sì, questo no, questo questo lo buttiamo via, questo lo mettiamo a monnezza, questo da Macimice, questo da Marsorcio e via di seguito. È stato molto stressante per questo motivo. Io mi ricordo a una riunione dove c'erano tutti
produttore, regista, montatore, edizioni, delegati, cioè erano 20 persone e nessuno diceva questo va bene o questo non va bene. Oltretutto era il mio primo e unico, a parte lavori per la library, erano stati chiesti dei provini, regista e produzione hanno ascoltato questi provini senza sapere a chi fosse il compositore, insomma. Quindi diciamo una cosa estremamente meritocratica dal punto di vista musicale, quindi sono entrato, ripeto, a gamba tesa a fare un lavoro per la Rai, quindi non mi conosceva nessuno. Oltretutto poi le musiche non erano solo mie, ma erano anche musiche di Donaggio. Sì, perché poi Pino aveva fatto le musiche delle serie precedenti. Quindi sono stato il primo compositore a subentrare a Donaggio. Oltretutto io col maestro ho un rapporto di cordiale amicizia, ci eravamo casualmente incontrati, conosciuti l'anno prima, e io alla Rai, quando mi hanno chiamato per questa cosa, dopo che sono stato scelto, dissi questa cosa che non so quante volte capita. Io dissi: guardate, io però non so perché Donaggio adesso non fa questa serie e non so perché avete chiamato me, perché poi non è te lo spiegano, però prima di accettare questo lavoro io devo sentire il maestro. E quindi ci siamo sentiti, abbiamo scambiato un po' di mail dicendo: guardi maestro, mi hanno offerto questa cosa qua, mi hanno scelto, però voglio la sua benedizione, insomma. E lui mi ha detto: no, guarda, va benissimo, vai tranquillo, sono contento che l'hanno data a te, fai. Allora io ho iniziato a scrivere. Se avessi saputo, ve lo dico con sincera verità, perché poi io sono una persona, per chi mi conosce lo sa, molto estremamente sincera anche sul lavoro, e questo un po' mi frega delle volte. Se avessi saputo che c'era stato un litigio o qualche cosa del genere, io sinceramente non avrei accettato il lavoro, l'avrei fatto fare a qualcun altro, insomma. Senti Christian, tu hai ricevuto, che non è molto in uso soprattutto per i compositori italiani, 2 volte le nomination, prima col film che abbiamo detto già, abbiamo parlato, Rocks in My Pockets, ma poi con l'ultimo film che hai realizzato hai ricevuto la nomination agli Hollywood Music in Media Awards per All Against All di Andrei Kosak. Che tra l'altro ho trovato una cosa che io ho recensito personalmente, tra l'altro incredibilmente moderna, ma con un orecchio al passato morriconiano dell'uso del jazz, degli stilemi molto simili film poliziotteschi all'italiana, penso a Città Violenta o comunque a Milano Odia, questo thriller di produzione, aspetta, cos'è? Produzione slovena. Perché non, chiedimi Massimo, perché non lavoro in Italia? Perché non lavori in Italia, Christian? Grazie per la domanda, Massimo. In realtà c'è molta poca curiosità da parte delle produzioni. Cioè, vi faccio un esempio: si tende a non rispondere alle mail, si tende a non rispondere alle telefonate, ma a qualsiasi livello uno lavori, mentre io mi trovo all'estero che quando invio una mail o quando faccio una telefonata o quando chiedo un contatto, c'è sempre non solo la gentilezza, ma la curiosità, che è una cosa fondamentale nel nostro mestiere, di rispondere e interfacciarsi. Io tutti i lavori più importanti che ho fatto, li ho fatti perché c'è stato dall'altra parte del terminale un regista o un produttore o un delegato di produzione che è stato curioso e ha detto: ah, ma questa cosa è interessante, vediamo di rispondere. 2 giorni fa mi ha risposto un music supervisor della Disney, perché era interessato a fare un lavoro insieme. Qualche giorno fa uno della 20th Century Fox, perché c'è questa curiosità. In Italia purtroppo non c'è apertura per la novità o per quello che non è già non noto, ma non è già, come ti posso dire, è molto, ampiamente battuto di moda. Esatto. Okay. E infatti una difficoltà grossa che io riscontro è che vedo che molte produzioni, non tutte, perché ci sono registi che si prestano molto e sono anche molto curiosi, ma molte produzioni vanno a ribattere sul già noto in maniera estrema, ma non solo sulle musiche, anche per quanto riguarda i cast. Cioè, se guardate molti film italiani, per lo più ricorrono sempre
i stessi cast. Adesso forse stiamo un po' uscendo da quella palude lentamente, però c'è quella intenzione del registi e produttori di essere rassicuranti nei confronti del pubblico, secondo me, questa è la mia esperienza, poi chiaramente altri compositori avranno esperienze diverse, e di andare sul già battuto, su quello che è molto, molto rassicurante. Quindi sì, mi piacerebbe lavorare molto di più per il cinema italiano, anche per dire alle zie guarda, ho fatto questo film, lo puoi andare a vedere al cinema qui vicino, non devi andare per forza in Slovenia oppure a New York per vederlo, Lettonia, a New York. in Lettonia, però a condizione che ci sia la libertà per portare qualcosa di nuovo, se no che ci stiamo a fare noi compositori. Pensa che questa tua riflessione fa il paio con quella di Carlo Siliotto, che abbiamo intervistato qualche tempo fa. Che saluto e che abbraccio, perché è uno dei grandissimi punti di riferimento che ho musicalmente. Allora, secondo me, una delle più belle colonne sonore che ha scritto lui, non l'avrebbe mai potute scrivere, parlo di Nomad, se abitava ancora qui in Italia. Quindi dice, non so se hai sentito l'intervista, esattamente la stessa cosa, cioè massima apertura, curiosità da parte delle persone che stanno lì ad ascoltarti. Ma soprattutto l'educazione della risposta, perché sì, rispondono. Però guarda, in Italia abbiamo questa ineducazione totale. Ma non solo c'è quella, c'è anche il fatto che ha colto nel segno assolutamente Christian, noi qui siamo schiavi dei cliché e quindi delle mode correnti, ma non è solo una questione secondo me musicale, ce l'hanno anche i montatori, ce l'hanno gli stessi registi, ce l'hanno gli attori, cioè esiste una corrente, un filone che va bene, si spreme come un limone fino a quando non ha più niente da dire. Dipende anche dal potere contrattuale che si ha. A livello lavorativo, musicale chiaramente, ma a livello lavorativo Morricone per me è un grande punto di riferimento per la sua integrità, cioè lui ha rifiutato, ha scritto più di 500 lavori eccellenti, ma ne ha rifiutati, io penso, il triplo. Morricone non sarebbe stato il grande compositore che tutto il mondo conosce se si fosse piegato alle esigenze di tanti registi. È chiaro, ho detto prima, il regista ha la responsabilità, ma non bisogna aver paura di rifiutare un lavoro se non va nella direzione dell'originalità e della novità. Morricone ci ha insegnato molto in questo. Ci sono molti che riescono a farlo, penso Pivio Aldo Scalzi, a Catalano, insomma, a Pasquale Grande. Molti riescono a portare... Siccome stiamo entrando un po' in quella nell'area etica professionale, no? Perché qui si parla di etica professionale, che secondo me è una cosa importantissima. Volevo allargare il discorso, e cioè ti ho visto molto impegnato, soprattutto quando si tratta sia con l'associazione ACMF, ma anche vedo sia a livello divulgativo, cioè ti ho visto ad esempio pubblicare dei video, ne ho qui davanti uno, quanto guadagna un compositore, no, su temi diciamo larghi, ma anche ad esempio su delle stoccate qua e là, ad esempio alle varie piattaforme digitali, da Spotify, Netflix, eccetera eccetera. Siccome noi ne abbiamo fatto una battaglia proprio noi qui di Soundtrack City, perché se non si riconosce lo giusto guiderdone ai compositori, crolla poi tutto il comparto. Cioè non è che è una questione semplicemente che stiamo dicendo questo per far diventare i più ricchi i compositori, che sono ricchissimi, no? È notorio che è una categoria ricchissima. All'abbriatore, proprio all'abbriatore. Esatto, no, ma invece è esattamente all'opposto, per far sì che il compositore sia una razza non in via di estinzione. Ecco, in questo senso, siccome il problema è generale, molto generale, quindi come vedi ho parlato di etica professionale, di piattaforme digitali, di diritti dei lavoratori dello spettacolo e quindi anche dei compositori. Ecco, tu che sei di una generazione, diciamo così, di mezzo, no? In questo momento, quali sono secondo te qualche soluzione, qualche ipotesi solutiva che non ci porti all'estinzione?
Che c'è molta estensione, è una cosa chiaramente complicata. L'idea innanzitutto è che siamo in un universo complesso e siamo nell'infanzia di internet. Ricordiamoci sempre questo, a noi sembra di fare i fighissimi tutto, sia come utenti e come creatori di contenuti, ma in realtà siamo nell'infanzia della rete. È un sistema che dobbiamo ancora imparare a utilizzare. È uno strumento utilissimo che però è come un coltello, con uno strumento che uno ci spalma la Nutella o la marmellata, però uno lo può mettere anche nel fianco di un cristiano che ci sta vicino e gli fa del male. Soluzioni grosse non ce ne sono, perché da un certo punto di vista uno dice va bene, io non accetto le regole del gioco e come fanno tutti i bambini, se io non accetto le regole del gioco, io non gioco. Quindi non accetto la regola di Spotify, faccio come molti musicisti, non metto la mia musica su Spotify. Io in alcuni casi ho cercato di fare resistenza, ma poi lavorando molto all'estero, lavorando con i music supervisor, che sono quelle persone, una figura che è mitologica, che in Italia, ecco, ad esempio, non esiste, ci fossero i music supervisor No, più attivi. è lui. Sì, lo so, attenzione, aspetta. Siamo pochi e disorganizzati, questo sì. Sì. Non è quello, non è la quantità, è il peso che hanno all'interno della produzione che cambia. All'estero, ragazzi, il music supervisor tante volte è quello che sceglie il compositore, non lo sceglie la produzione in alcuni casi o il regista. Il music supervisor dice: guarda, io sono l'esperto e ti dico, regista, e ti dico, produttore, che il compositore che ci vuole è questo qua, tieni, ok? Se no non ti spiegherebbero come il travaso di alcuni musicisti pop o rock all'interno delle colonne sonore. Però siccome parli di music supervisor mi chiami in causa. Senti, lo so che ti senti in causa. No, allora, la problematica è questa, è un po' ritorno indietro al tuo discorso precedente. Cioè, se non si accetta che quella persona lì ha la competenza tecnica di parlare e quindi deve essere ascoltato, se le colonne sonore vengono decise dagli editor o dai produttori, questo è il risultato che poi si ottiene. Cioè, il problema è che qui da noi ci sono delle competenze che non parlo solo di music supervisor, ma non vengono rispettate perché c'è una figura sopra di lui che non si fida di quel ruolo perché lo ritiene magari inutile o così superfluo e quindi ricorre ad altro tipo. Io voglio dire che questo può succedere anche con i compositori contro le libraries. Cioè, io posso essere un regista che dico io, ma sai che c'è, mi scelgo le mie canzoncine o brani dalle library e bypasso completamente il compositore. Se non sai o se non accetti il fatto che il compositore ti può dare molto di più, perché è un po' come il sarto che ti fa il vestito su misura e il pantalone che prendi in negozio. Hai ragione tantissimo, Christian, infatti forse dobbiamo ritornare all'etica professionale che forse è abbandonata. Quello a priori. No, ma il collegamento con Spotify è questo. Per quello ho tirato fuori il music supervisor, perché il music supervisor all'estero ti dice sì, ascoltiamo, dov'è il link Spotify? Sì, ma io non ce l'ho Spotify perché io porto avanti la mia battaglia giustamente contro Spotify. Dici, ok, ma ti mando MP3, ma io tutte le playlist ce l'ho su Spotify, se c'è quel link lì, allora incomincia a farti due calcoli. In realtà io penso che l'arma migliore, come in tutte le guerre, sia l'educazione. Per me va fatta una campagna educativa nelle scuole, è fondamentale. Massimo lo sa, non so se lo sa anche Marco, io insegno anche a scuola e io lavoro molto con i ragazzi per spiegargli cos'è il copyright e per spiegargli, dico, ti piace Fedez, ti piace Young Signorino o chi ti pare, insomma. Bene, ti piace ascoltarlo gratis su Spotify? Sì, benissimo. Ma se tu non compri il disco o non vai al concerto, lo sai che questo signore dopo non fa più la musica che a te piace tanto ascoltare?
Ma perché? Dico sì, perché se tu ascolti su Spotify a lui non arrivano i soldini, insomma, anche se hai l'abbonamento premium, dell'abbonamento premium lui non vede niente. Quindi se tu vuoi, quindi se ti piace quell'artista, compra il disco, compra la maglietta, vai al concerto, fai tutto il possibile per sostenerlo, perché è un artista al quale tu vuoi bene e soprattutto egoisticamente vuoi che continui a scrivere quella musica. Ricordiamoci che Mozart è stato uno dei primi, insieme a Beethoven, è stato uno dei primi musicisti indipendenti. Furono inventate le sottoscrizioni all'epoca, quindi c'erano persone che, cioè Mozart, se non avesse avuto sostenitori privati, non avrebbe mai scritto il Flauto Magico, la sua opera ultima e più grande, quindi figuriamoci. E quindi per me l'unica arma è educare i ragazzini, ma anche il resto della popolazione. Cerca di comprare dischi di chi vive di musica dal vivo in questo periodo. Io lo faccio molto, cioè non so più dove mettere dischi, vinili, CD, sono che acquista tuttora molto. Però l'arma è questa, è l'educazione. Però, ripeto, molte delle persone che si lamentano di questo problema non parlano di questo problema nei luoghi deputati, ovvero nelle scuole, perché bisognerebbe entrare nelle scuole, andare proprio nella scuola vicino casa, andare a parlare con il preside e dire: salve, io sono tal di tali, questo è il mio curriculum, io lavoro per il cinema oppure faccio concerti eccetera eccetera, vogliamo fare una lezione con i ragazzi, vogliamo parlare di questa cosa, però rivolgendosi proprio a quelli che saranno gli ascoltatori che fra 4-5 anni compreranno musica. Il problema della cinematografia adesso, anche molto in Italia, è che si fa molto poco cinema per i ragazzi. E i ragazzi sono, secondo me, ma anche proprio i bambini, sono quelli che godono di più nello stare insieme e nel dire: io voglio andare in una sala piena di bambini a vedere qualcosa che piace a tutti, dove tutti urliamo, tutti gridiamo, tutti ridiamo o tutti ci commuoviamo. Però comunque una consapevolezza da parte delle nuove generazioni, come dice Christian, è più che giusta. Infatti ora che me l'ha detto, guarda, ti coinvolgeremo in, se vuoi, in iniziative di questo tipo. Ma stravolentieri. Senti Christian, noi saremo qui a discutere con te altri 2 anni, perché veramente mi è piaciuto tantissimo, perché è open mind proprio Christian, cioè dal suo background culturale a come vive la musica, al suo amore per l'indipendenza. Infatti poi anche l'anima della CMF, perché effettivamente Christian, grazie alla sua insieme a Pivi, anche a tutti, però soprattutto Christian, grazie alla sua perseveranza, alla sua passione nei confronti delle colonne sonore, perché come me è anche lui un collezionista, un appassionato, assolutamente. è riuscito ad avere come, diciamo, membri onorari Hans Zimmer. Io ero presente con Christian nel momento stesso in cui è stata consegnata la targa, poi Roger Waters, ovviamente Ennio Morricone è stato il presidente onorario, però e tanti altri ce ne saranno. Senti, allora noi concludiamo sempre con la domandona finale, perché siamo collegati a un programma Classic Rock, ovvero qual è una canzone originale, ti chiedo canzone, non tema strumentale, una canzone originale legata a un film che ti è rimasta particolarmente nel cuore. Visto che è stato il primo vinile che ho comprato, se proprio sotto tortura devo sceglierne una, omaggerei il maestro Morricone. Dai. Amy Stewart, esatto. Ok, beh, insomma, l'interprete buone neanche male, quindi caspita. Ok, Christian, grazie di tutto, a prestissimo. Ciao Christian. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.